In 6.000 l'assemblea dei soci di Veneto Banca a testa sul CDA tra le due liste, a Marghera il giorno del verdetto. Voto sull'azione di responsabilità è l'appello lanciato da più parti, anche se nell'ordine del giorno non è previsto. Telegiornale della RAI del Veneto, edizione delle 14, buon pomeriggio. Al di là di ogni aspettativa, migliaia di partecipanti all'assemblea di Veneto Banca convocata a Marghera nel padiglione dell'Expo. All'ordine del giorno il rinnovo dei vertici e l'approvazione del bilancio. C'è tensione anche perché i piccoli risparmiatori che hanno già rimesso denaro non intendono far la fine dell'altra banca, vale a dire la Popolare di Vicenza. Ma colleghiamoci subito con Marghera, dove per noi c'è Alessia Piovesan. Sì, buongiorno a voi. Per Veneto Banca qui al Palexpo di Marghera è la prima assemblea non da Banca Popolare ma da società per azioni. È la prima volta quindi in cui il voto vale in base al principio del capitale. Più azioni Veneto Banca possiedo, più il mio voto pesa. Lo avete detto, sono 7.193 i soci presenti fisicamente o per delega qui a Marghera, in arrivo dal Veneto, dal Friuli, ma anche dal resto d'Italia. È il 34,40% del capitale rappresentato. Soci inferociti per la perdita dei loro capitali dopo il deprezzamento delle azioni Veneto Banca fino ad un valore di recesso di 7,30 euro, quindi bassissimo, e dopo le inchieste volute dalla Procura di Roma e dalla Procura di Treviso sulla gestione degli ex vertici. Massiccia anche la presenza delle forze dell'ordine proprio per presidiare questo punto critico. Questa è anche l'assemblea che precede l'aumento di capitale e la quotazione in borsa, se avverrà a fine giugno. 4 i punti all'ordine del giorno nella relazione di questa mattina del Presidente Pierluigi Bolla, ma anche dell'amministratore delegato Cristiano Carrus. Il bilancio 2015 con perdite per 882 milioni di euro che sarà messo al voto. Il rinnovo del Consiglio di amministrazione, sono 2 le liste presenti dei candidati, quella del CDA uscente e quella dei soci, accusati però dagli stessi vertici della banca di essere gruppi economici esposti con l'istituto per 520 milioni di euro, quindi impossibile conflitto di interessi. E poi l'aggiornamento sull'azione di responsabilità, lo avete detto, contro gli ex vertici. Su questo punto non sarebbe previsto alcun voto, ma viene chiesto a gran voce da tutti, anche dal palco, dagli interventi dei soci, che parlano proprio di falso in bilancio, di confisca dei beni agli ex vertici consoli in testa. Molti soci vogliono che venga ammessa al voto proprio oggi. E infine il compenso dei dirigenti. Il Presidente Bolla ha letto la lettera della BCE che chiede proprio questo, chiede che nessuno dei componenti del nuovo CDA sia collegato al passato. La D. Carrus ha elencato le azioni già fatte, il risanamento, l'interruzione dei flussi di crediti deteriorati, lo ricordiamo, ce ne sono 7 miliardi e 600 milioni già in pancia alla banca, poi la chiusura di 70 filiali, il taglio degli stipendi dei dirigenti. Ha parlato di una cura da cavallo ad un cavallo che non era curato da tempo. Ha detto andiamo sul mercato proprio perché siamo ammalati, e prevede un ritorno agli utili, la prima volta nel 2018 con 150 milioni e poi nel 2020 con 240 milioni. I soci, dicevamo, i soci che Curzio Pettenò ha sentito questa mattina proprio all'inizio di questa assemblea. Vediamo questo servizio. Io la vedo da molto arrabbiato. So che siamo stati fregati e questo è sufficiente. Speriamo bene perché la situazione, vediamo come è andata a finire con Vicenza, speriamo di non essere sulla stessa situazione. Ecco. Io credo che la situazione si evolverà per il meglio. Voci di soci di Veneto Banca al loro arrivo per l'assemblea che si tiene nel padiglione di Marghera, quello della flop di Venix Expo. C'è chi si lamenta della scelta del luogo distante dal Trevigiano, parcheggi strapieni dopo le code in mattinata. Tra i soci anche il viceministro dell'economia Enrico Zanetti. Sono un socio particolare, ma sono semplicemente uno dei tanti soci che vuole ascoltare un po' di fatti dopo aver sentito l'altra volta delle parole che suonavano bene ma che a oggi non hanno ancora prodotto alcun tipo di risultato. Bisogna essere determinati nell'uscire da una situazione difficile. Credo che il primo passo sia mostrare di avere il coraggio di fare i conti con il passato, altrimenti non c'è futuro. Ci vuole un'azione di responsabilità non più messa in discussione ma messa in votazione. Come minimo l'azione di responsabilità. Qualcuno deve pagare. Insomma, qualcuno deve pagare, certamente, perché dovevamo pagare noi. Noi avevamo 1000 azioni e non so definire le nostre azioni. Cosa valgono adesso le azioni? Non so. Cosa valgono? Sono desolato. No, nessuna preoccupazione, cambiamo. Come la vede? Brutta, un schifo, paura tanta. All'assemblea da socio arriva anche il sindaco di Treviso, Giovanni Manildo.
Dobbiamo cercare tutti quanti insieme di vedere in che modo traghettare, portare fuori, però non c'è soltanto quello, c'è anche il tema di tutte anche le aziende che hanno i vari affidamenti, quindi c'è il tema oltre ai danni già fatti, quelli che potenzialmente si possono creare. È una vergogna quello che è successo quella volta nell'Assemblea della Popolare di Vicenza, quando si è addirittura consigliato di soprassedere sull'azione di responsabilità, va cambiato registro sia lì che qui, azioni di responsabilità, perché qui in Veneto è stato fatto uno scempio. Qui con noi abbiamo Giuseppe Algeri, segretario della Fabi, quindi rappresentante dei dipendenti. Allora, che cosa vi aspettate dal nuovo CDA, qualunque esso sia? Ma dal nuovo CDA ci aspettiamo innanzitutto che prosegua questo percorso di risanamento della banca, che è stato avviato con molta difficoltà e per il quale anche noi dipendenti stiamo facendo la nostra parte. Infatti recentemente, il 23 aprile, abbiamo firmato un accordo che va proprio in questa direzione, quindi sostenere dei sacrifici per consentire alla banca di rilanciarsi. E l'azione di responsabilità chiesta da tutti, voi la volete adesso? Ma sicuramente chi ha sbagliato dovrà in qualche modo pagare, perché la situazione è estremamente grave, è un vero e proprio dramma sociale che tocca un territorio particolarmente provato. Non è escluso però che il contesto sia ancora più grave rispetto a quello che verrà definito e verrà illustrato nel corso della relazione. Il momento forse non è quello giusto ed è tutto da Marghera.